bentrovati su Garage Music Report, l'angolo live di Radio Veneto 1. In questo programma dedicato alla musica del territorio oggi vi proponiamo il live e l'intervista di un gruppo folk, o meglio folk and roll del Mottense. Loro sono gli H-Storta, buon ascolto. Questa è una storia tanti anni fa, quando la polenta non vedeva il baccalà, in un territorio vasto, bello e fertile. Raccontateci di voi, presentate questo progetto H-Storta. Ma il progetto H-Storta nasce all'incirca un 7-8 anni fa, su per giù, no? Anche se in una veste un po' diversa, perché in realtà i componenti non erano... c'era solo Lele, che insomma, oltre ad essere autore dei testi, è anche chitarrista. E poi tra una vicenda e l'altra, non vorrei dilungarmi troppo, sono subentrato io in veste prima di percussionista, poi di unico ruolo, insomma, di ritmo, di identità ritmica all'interno del gruppo, e poi abbiamo conosciuto Alessandro, che è entrato come bassista, e niente, fondamentalmente non siamo nulla di che se non una band folk and roll, ci definiamo, perché comunque abbiamo all'interno della nostra musica molte contaminazioni che vanno dal rock, che vanno dallo ska, insomma non siamo così presuntuosi da avere un genere ben definito, però abbiamo trovato questa idea, questa denominazione di folk and roll che forse quasi nessuno ha mai usato, almeno speriamo. Ci scusiamo se qualcuno di più importante di noi l'ha usata prima di noi. E niente, siamo un gruppo che canta testi esclusivamente in italiano o al massimo in qualche forma dialettale, magari non propriamente nostra, perché abbiamo delle canzoni che abbiamo ripreso dalla cultura anche del sud, e i nostri testi sono un po' quelli di denuncia o comunque non forse di denuncia, ma raccontiamo quelle che sono le vicende che viviamo tutti i giorni. Ragazzi, è il momento anche di suonare proprio una canzone, di farci iniziare sentire proprio. In proprio. scaletta abbiamo 6 pezzi, il primo è Vinitali, volete anche raccontarci proprio di cosa parla? Vinitali è un pezzo che nasce anche questo 5-6 anni fa e parla semplicemente di un tempo non molto lontano, dove tutto era più semplice e sicuramente più sano. Si balla così, si può stare in piedi anche senza obblighi, e se ti gira ti puoi stevitare, bello il baratto e la sua semplicità. Io so che vi esibite in 2 versioni, una musicale, diciamo prettamente musicale, un'altra invece un attimo più spettacolare. Abbiamo avuto l'esigenza di, siccome tutti i gruppi come noi sanno che per attirare l'attenzione sui testi, su quello che si fa, bisogna inventarsi qualcosa, noi abbiamo deciso di scrivere uno spettacolino, qualcosa, insomma, così. Allora mi sono messo a scrivere sta roba attinente ai nostri testi, qua e là mi sono inventato uno spettacolo che parla di mio nonno e me, un confronto tra generazioni su quello che viveva lui, quello che viviamo noi, un contrasto, a volte ci si incazza, a volte ci si trova d'accordo sulle cose, tutto con un filo logico alla fine. E è nato lo scomio di San Martino praticamente. Poi abbiamo conosciuto Simone Menegaldo, scrittore e storico. Lui ha unito le sue esperienze a quello che io avevo scritto e abbiamo realizzato questo spettacolo, insomma. Perché di fatto lo spettacolo si comprende una forma narrativa e anche una comunque proprio di musica, no? Sì, è un teatro concerto, diciamo, quindi ogni dialogo preannuncia un pezzo e viceversa. E il tutto è connesso da un filo logico, insomma. Ci sono dei pezzi che sono presenti in questo disco e ci sono dei pezzi che sono presenti nel disco precedente, quindi ovviamente, e ci sono dei pezzi di questo disco che non sono presenti nello spettacolo, perché ovviamente abbiamo fatto anche una cernita di pezzi per vedere anche di creare un filo logico. È arrivato il momento di proseguire con il live. Il tempo nasce in Consiglio, dove se tu da questa collina guardi la nostra pianura, ti rilassi un attimo, ti fermi e nasce questo testo. Oltretutto si ha il tempo, stando nel Consiglio, di osservare
queste cose, la frenesia del momento, la frenesia anche dei ritmi del lavoro che sta via via scemando proprio per la mancanza di lavoro. Tempo, ho voglia di vivere. Tempo, portami via con te. Tempo, ho voglia di vivere. Ma il nome H storta, da dove arriva? Da nulla, credo, no? Diciamo, potresti cambiare domanda perché proprio non No, vabbè, no, beh, significa lo niente. spiego A me in piace- 2 secondi. A me piace pensare una cosa di H Dai, storta. dimmi, magari è Che più poetica. che in un periodo dove tutto è omologato, etichettato, noi abbiamo un nome che non serve a niente, cioè che non vuol dire niente. A me piace pensare questo, mi Però piace suona pensare. bene. È tutto bestia, È tutto potremmo aprire. Sembra tutto buttato là, perché tu dici degli H storta. No, ma che noi roba siamo buttati là. è? Dopo in realtà qualcosa sotto c'è, insomma. Ma per dirti, io sono nato con la domanda: ma Pink Floyd? Perché Pink Floyd? Che cosa? Assolutamente. Sulla canzone Italiano 1923, È questo un po', anno... è un po' riassunto della vita di mio nonno. È nato nel 22 e 23 perché non faceva rima con la strofa dopo. Comunque non è un problema. È un po' riassunto della vita di quello che può aver provato Una generazione. quindi da bambini educati al fascismo, come dice il testo, gli insegnavano a marciare, queste cose qua, poi a 20 anni partiti per la guerra e poi tornare a casa dalla guerra e dire alle madri degli amici tuo figlio non c'è più, e poi si arriva ai giorni nostri, insomma, dove ci si rende conto che si è cresciuti e si può anche tirare 2 somme, insomma, cioè l'esperienza a qualcosa serve, ecco. E invece Passando alla ci si rende canzone... conto che il paese non è cambiato proprio per niente, cioè questo è un po' il succo del discorso. Alcune madri disperate non verranno mai consolate e piangeranno per sempre le loro creature massacrate. Italiano, sei già grande, le cose ormai ne hai viste tante e gli orrori che hai vissuto ti ritornano sempre in mente. Il tuo paese, questo qua, se è meglio o peggio non si sa, crediamo almeno alla... E passando alla canzone appunto che ci suonerete Spesso e adesso. volentieri è un po' la demolizione della mente umana. La fragilità. La fragilità, non saprei come dirlo. Questo testo nasce da una sera, siamo scesi dal Cansiglio in compagnia con un amico e in delirio totale avevamo riso e scherzato tutto il giorno poi avevamo bevuto un po' di robe così e è finita che ci siamo presi a botte ed è una strofa della canzone, insomma. H storta, spesso e volentieri. Spesso e volentieri ci avvolgiamo di misteri, ma come fa la mente umana ad essere così puttana? Io Come vedete la vostra musica in questo territorio? Ma diciamo che secondo me il nostro territorio, parliamo del Veneto, ha perso moltissimo di quello che era la musica tradizionale, la musica popolare, cosa che invece al sud è una cosa molto molto viva. Scusa se apro una parentesi, perché il liscio non è assolutamente Popolare. folklore e popolare del Veneto, perché mai la gente non lo sa. Non posso pensare che non ci sia una tradizione veneta della musica, probabilmente è stata persa. E visto che parlate comunque appunto del Veneto, vi capiterà di andare oltre il confine della regione? Beh, abbiamo suonato al Basker Festival. Al Baskers Festival, che è Di Ferrara. un evento
grandioso, io non lo conoscevo assolutamente prima di non averci partecipato, tra l'altro per una sera, perché dura, se non sbaglio, una settimana intera. Noi potevamo andare solamente una sera, abbiamo dato la disponibilità per una Esatto, sera. già Ferrara è una città fantastica perché è legata molto al discorso nel centro del paese pedonale delle biciclette, le macchine sono prettamente quasi escluse. E Ferrara Baskets Festival vuol dire tutta Ferrara, al centro di Ferrara, ogni 50 metri un artista di strada che non è necessariamente un musicista, che opera tutti i giorni per una settimana intera, qualcosa da provare, da vedere, e forse c'è molto da imparare. E quindi il ricco nord-est, tema insomma di questo di questa nostra puntata di Garage Music, adesso ce la suonate. Certo. Certo. Noi andremo in Calabria a suonare Ricco Nord-Est sperando che capiscano che Magari loro, visto Che non è insomma, tutto qui questo. non vale la pena proprio. Sfatare il mito, quindi Su Ricco Nord-Est non spendo tante parole perché basta ascoltare il testo e non è tutto oro quel che luccica, insomma, ecco. E questo è il senso di Ricco Nord-Est, ecco. E adesso che abbiamo Questa puntata in versione integrale la potete trovare sul sito veneto1.it. L'appuntamento con Garage Music è invece ogni mercoledì alle 18 sui 97.500 di Radio Veneto 1. così vecchio in cui ti devi chinare. Meglio stare al caldo, chiusi in quattro mura. E visto che ci siamo, fanculo la cultura. C'era più bisogno nel settore industriale, non conta quel che fai.